Quale migliore scelta di Padova nell'anno che la vede capitale europea del volontariato 2020 per lanciare l'iniziativa Cordis, la community di chi ha a cuore il territorio e il suo benessere. A sostenere questa nuova iniziativa, capace di dare liquidità immediata alle imprese del territorio, le principali associazioni di categoria: Confartigianato Imprese Padova, Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Padova e Confesercenti del Veneto Centrale. Il progetto Cordis Community nasce dalla volontà di favorire gli scambi commerciali all'interno dei territori, quindi favorire i soggetti dei territori, che siano imprese, commercianti, artigiani, cittadini, persone. E per fare questo è necessario favorire la loro economia, facendo in modo che diventi più conveniente effettuare acquisti tra di loro piuttosto che presso altri soggetti al di fuori del territorio, come ad esempio i grandi player online oppure le grandi multinazionali. Cordis è la community all'interno della quale aziende, privati e cittadini possono acquistare prodotti e servizi in totale o parziale compensazione tra loro, senza intermediari. Questo circuito virtuoso offre benefici immediati, favorisce la circolazione del denaro e lo trattiene all'interno della comunità, inietta nel mercato nuova capacità di spesa e rende più sostenibile il costo del lavoro delle aziende. Sotto il profilo invece della circolazione, sempre sotto il profilo civilistico, poi è molto simile alla permuta, che è più comunemente anche nota come una forma di baratto, quindi lo scambio dei cordis avviene in quello che è medievalmente riconosciuto come una forma di baratto, che oggi torna attuale però sotto un profilo tecnologico. Il progetto, ideato e gestito dalla società Benefit Tre Cuori, parte dal coinvolgimento di alcuni distretti del commercio della provincia e gode del patrocinio della provincia e del comune e della Camera di Commercio di Padova. Naturalmente la Camera di Commercio, che raggruppa tutte le aziende della nostra provincia, ha raccolto questa iniziativa su proposizione anche delle associazioni di categoria per cercare di creare questa economia circolare di territorio. Sarà un esperimento che porteremo avanti con attenzione e spero che dia buoni frutti per le nostre aziende. Oggi vince la sfida del rilancio economico chi ha idee. No, io dico sempre che non c'è un problema che mancano i soldi, mancano le idee. Oggi presentiamo un'idea assolutamente innovativa per il lancio economico di questo territorio, dove ognuno è protagonista del cambiamento e del rilancio. Il commercio di prossimità è fondamentale per l'economia territoriale. Io ricordo sempre che le nostre imprese del commercio, dei servizi alla persona, della distribuzione alimentare, della ristorazione, rappresentano ormai il 30% del PIL territoriale e garantiscono quella qualità della vita e quella sicurezza che noi oggi conosciamo. È un'iniziativa che stiamo cercando di sperimentare a Padova per valorizzare il commercio tradizionale e far comunità tra i commercianti, una comunità che diventi importante per lo scambio di beni e servizi all'interno della nostra provincia. Credo sia l'opportunità per le aziende, soprattutto le aziende piccole nostre, di togliersi quell'etichetta di single. Questo è un modo di collaborare, è un modo di attivare il commercio, lo scambio, e magari andiamo a togliere anche qualcosa a quelle multinazionali che hanno invaso come Amazon i nostri mercati. Non è comune vedere tanti soggetti istituzionali o del mondo dell'economia collaborare in maniera così stretta, e questo fa capire quanto sia stato compreso che il bene massimo in questo momento sia quello di favorire le dinamiche di prossimità, le dinamiche del territorio. Le imprese interessate possono contattare la propria associazione di categoria che, se partner del progetto, potrà facilitare la loro adesione.